comune denominatore della professione, è chiaro che la stessa si esprime nelle diverse forme, nelle diverse capacità e distinzioni professionali nell'ambito di quelle che sono le aree geografiche in cui si esprime. È evidente che ci sono aree vitivinicole dove l'attenzione è maggiore rispetto a quelle magari dove c'è un'espressione di altra natura. Nel caso della Puglia possiamo dire che l'espressione della nostra categoria si riversa su tanti e diversi settori che vanno dall'enologia al mondo lattiero-caseario piuttosto che a quello delle colture erbacee e arboree. Una specifica condizione e una caratteristica invece che ci accomuna a livello nazionale è una parte devo dire una parte importante della nostra categoria che rappresenta diciamo, la maggior parte di quella che è la categoria del corpo dei periti per le perizie da calamità atmosferiche. Questo perché siamo presenti su tutta l'Italia, lavoriamo per tutte le compagnie di assicurazione, forniamo questo servizio professionale a livello nazionale, per cui ecco, se c'è un elemento che ci accomuna dal nord al sud è proprio questo qui. La figura del perito, secondo lei, è in linea con le esigenze di mercato in questo momento, e se ci sono differenze nella preparazione tra le varie regioni nazionali? Ma io dico che è in linea sicuramente con quelle che sono le richieste di mercato, non è ancora in linea per quelle che sono le esigenze evolutive del mercato, perché l'evoluzione richiede anche l'evoluzione di una crescita professionale in linea con quelle che sono poi anche le tematiche legate appunto al mondo dell'intelligenza artificiale. Oggi si è fatto riferimento, devo dire, più volte a questi temi attualissimi, per cui la formazione è per noi un tema importantissimo che deve però avere un coordinamento che parte dal mondo della scuola. Qualche scollamento, qualche difficoltà la recepiamo sul territorio, per cui probabilmente con le istituzioni bisogna intervenire per creare un allineamento che parte dalla scuola e vada verso il mondo del lavoro, per far ritornare più che diventare questa nostra grande categoria storica. Siamo in un luogo prestigioso che ha già compiuto 150 anni di storia. È una categoria che deve ritornare ad essere quella che ha sempre rappresentato, cioè il traino della tecnica agraria nell'Italia dal 1835, da quando si è parlato della prima figura del perito agrario ad oggi.